Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che avevissero un segno, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era giusto e non voleva rifiutare, decise di mandare in segreto. Quando mentre però stava pensando a queste cose, ecco che ci compariva dallo sogno un angelo del Signore e ci disse: Giuseppe, figlio di Davide, non ti scandare di pigliare da Maria come tua sposa, perché ciò che è creato in te viene nello Spirito Santo. Id partorisce un figlio e tu lo chiami Gesù. Figlio infatti va a salvare lo suo popolo delle sue peccate. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che fu detto dello Signore per bocca del profeta. Ecco, la Vergine concepisce e partorisce un figlio che viene chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Svegliatosi da un sogno, Giuseppe fece come ci aveva comandato l'angelo dello Signore e pigliò con la sua sposa che senza averla conosciuta partorì un figlio che egli chiamò e a giurare tu poliati e viene da conto per chi può domanda recibe e cui cerca giova e a cui tu pulia viene da conto cuccia guarda un figlio che domanda un pane c'è una mesa, o se c'è domanda pesce, c'è una serva. Se guarda dunque, casini cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più lo pace vostro, che sta a parcere tu una cosa buona, ma chiede che ce la domanda. So che volete che l'uomo fanno un guaggio, pur guaggio, facile. Chissà infatti la legge e le profeti. Dimensioni fino alle 5 pomeriggio si fece scuro sopra tutta la terra. Verso le 3 Gesù schigliò a voce alta: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi abbandonasti? Ascoltando queste parole, taluni delle presenti dicevano: chi stu? Chiama Elia. E subito uno di essi corriò a pigliare una spugna e a sopparla da cito. La mise sopra la canna e da così ci dava dei viveri. L'altri dicevano: Lassa, vedremo se trova Elia a salvarlo. E Gesù, mannando una forte schiglia, mosse